luogo all'attenzione di Italia Viva e del suo presidente Federico Ressler sono i giardini che si trovano a ridosso dell'ex colonia Turati, che versano ormai da tempo in uno stato di trascuratezza ben accentuata. Il gruppo ne aveva dato avviso ancora lo scorso settembre, ma nonostante le segnalazioni fatte, il gruppo politico lamenta non si sia fatto alcun miglioramento e la situazione sembra sia rimasta immutata. Non serve che vi descriviamo lo stato in cui versano gli arredi del giardino, basta che guardiate le immagini che stanno scorrendo sullo schermo. Italia Viva fa notare che la recinzione di Velta ancora a inizio anno era stata al centro di un intervento pubblico da parte del sindaco Armelao per denunciare gli atti di vandalismo ai danni del patrimonio pubblico. Un intervento certamente opportuno a cui però non venne dato seguito con azioni per evitare che tali atti vandalici si potessero ripresentare. Italia Viva torna a parlare di questi giardini ora che si è in stagione turistica. I giardini si trovano in un luogo ricco di strutture ricettive, di case destinate ai turisti, di strutture balneari. Allo stato in cui sono non offrono un'immagine positiva della città di Chioggia, una situazione che andrebbe sistemata e anche abbastanza velocemente. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. È a cura del Corpo della Guardia di Finanza, reparto tecnico-logistico-amministrativo del Veneto, la demolizione delle strutture all'interno di quella che era nota come spiaggia dell'Aeronautica, zona Dunea Sottomarina, che da 4 anni, ma forse anche da 5, non era più in attività. In questo lasso di tempo, mentre la struttura cedeva nel degrado, subendo anche un incendio e mentre qualche ragazzino andava a fumarsi uno spinello bigiando magari la scuola o nel suo tempo libero, anno dopo anno veniva affidata, almeno sentendo le voci di corridoio, prima all'uno poi all'altro corpo, senza che però nessuno si prendesse l'incarico di sistemarla, restando nello stesso stato di degrado. Finalmente la Guardia di Finanza se n'è presa carico ora, dopo l'eliminazione delle strutture esistenti e la bonifica della spiaggia, si attenderà che passi la stagione estiva e si comincerà verso ottobre la realizzazione dello stabilimento del lido del finanziere. Il progetto è stato approvato a gennaio dello scorso anno, nel 2024, il costo totale sarà di circa 461.000 euro. I lavori sono partiti proprio in questi giorni e dopo la pausa riprenderanno verso ottobre, in modo che la struttura potrà essere preparata per la stagione del prossimo anno. Per quanto riguarda questa stagione estiva, invece, tutto rimarrà recintato e inaccessibile. Si può dire finalmente. Bisogna notare che l'incuria in cui è stata lasciata l'area per un così ampio lasso di tempo non sarebbe permessa a un privato cittadino munito di concessione. Probabilmente il rischio che potrebbe correre sarebbe proprio la revoca della concessione stessa. Ben venga quindi la riqualifica dell'area per la località sottomarina, per la Guardia di Finanza che ne potrà godere i benefici, ma anche per gli stabilimenti adiacenti. Resta un piccolo punto di domanda: chi la gestirà? Direttamente la Guardia di Finanza o la gestione sarà affidata a un privato? Stema svuota tutto, hai sentito bene? Dal 5 maggio ogni mattina dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al sabato, Stema a Portoviro fa piazza pulita, bikini e costumi donna a 10 euro, bimba a 3 euro, bimbo a 2 euro. Corri prima che finisca tutto, Stema, il vero affare, ti aspetta a Portoviro. Buongiorno a tutti, volevo condividere con voi un mio pensiero per quanto riguarda il consiglio che si è chiuso ieri. È stato un consiglio lungo, impegnativo, iniziato alle 7 di sera ed è finito quasi alle 2 di notte,
con diversi temi importanti. Il primo è stato ovviamente l'argomento del piano economico finanziario della Tari, dove la maggioranza ha approvato l'ennesimo aumento, ed è stato anche un momento in cui l'assessora Orlando ha chiesto a noi della minoranza di collaborare per trovare delle soluzioni, cosa che sono 4 anni che diciamo, che diamo suggerimenti alla maggioranza su come affrontare questo tema. Ormai è troppo tardi. Abbiamo chiesto anche di sospendere questa delibera e sederci veramente al tavolino prima di approvare ulteriori aumenti, ma non l'hanno voluto. Poi ci sono 2 temi che fa un po' riflettere sulla questione di questa maggioranza che sta cercando di galleggiare, arrancare e si vedono già, a mio avviso, le ennesime crepature. La prima è stata ovviamente la mozione di sfiducia che noi della minoranza abbiamo chiesto nei confronti del vice sindaco, al di là del suo comportamento dal punto di vista politico, delle attività, ma quello che ci ha reso perplessi è la questione del suo passaggio a UDC, visto che abbiamo visto il tam tam di cambi di posizioni politiche a destra o da una parte o all'altra, insomma. Quello che volevo far evidenziare è un po' il voto di questa mozione, ovviamente che ha avuto la maggioranza dei voti, è stato un voto segreto, per garantire la segretezza da parte di tutti i consiglieri, e quello che ha fatto riflettere è questo: ci sono stati consiglieri della stessa maggioranza presenti in comune, perché erano presenti perché le loro cose erano tra i banchi del consiglio, ma al momento di votare questa mozione erano fuori. Un po', a mio avviso, un po' al modo di Ponzio Pilato, della serie: lasciamo gli altri a decidere, non vogliamo sporcarci le mani. Non è mai successo, quando eravamo in amministrazione, che quando veniva attaccato un assessore i consiglieri di maggioranza uscissero dall'aula, erano tutti compatti a votare, a sostenere il proprio assessore. In questo caso evidentemente c'è un po' di maretta in maggioranza, perché altrimenti i consiglieri, alcuni proprio sono andati via, nel momento in cui c'era questa mozione sono usciti, sono andati via. Rossi addirittura ha fatto una richiesta per capire se si doveva votare il comportamento del vice sindaco e ha deciso di uscire, altri si sono astenuti e sono rientrati dopo la votazione. Questo fa capire, insomma, che c'è un po' di complicazioni nei confronti del vice sindaco. Adesso vediamo appunto il sindaco che cosa farà, perché insomma la maggioranza ha votato a favore di questa mozione. L'altro tema che vorrei evidenziare è stata la delibera del permesso a costruire in deroga, che è stata già presentata in altri consigli e poi più volte rimandata, e che ieri è stata bocciata, e 2 consiglieri di maggioranza avevano votato a favore. Questo significa che anche su questi argomenti la maggioranza non è compatta. Tra l'altro, a mio avviso, hanno anche sfiduciato l'assessore Mancin, perché se l'assessore ha portato in consiglio una delibera vuol dire che riteneva opportuno approvare questa delibera, altrimenti trovava qualsiasi modo per non portarla in consiglio. Il fatto che i consiglieri di maggioranza l'abbiano bocciata ha 2 significati: uno, che non hanno più un'idea comune, compatta, e ognuno sta navigando per la sua strada, e l'altro, appunto, anche qui hanno messo in discussione il ruolo dell'assessore Mancin. Quindi mi chiedo che cosa sta combinando questa maggioranza, cosa altro dobbiamo aspettarci da questa maggioranza. Chiudo ricordando anche la mozione che abbiamo portato per quanto riguarda il problema dei centri estivi, dove abbiamo saputo in questi giorni che il Comune non vuole più attivare direttamente i centri estivi, cosa gravissima, un servizio importante e fondamentale per le famiglie, i bambini, e non si può all'ultimo secondo, a fine maggio, dove ormai i centri estivi dovrebbero essere già con le prenotazioni, adesso le famiglie che contavano di questo servizio del Comune si trovano in balia di trovare spazi sui centri estivi privati e soprattutto sperare nei costi, perché sappiamo che un conto è un centro estivo pubblico e un conto è il centro estivo privato, dove ovviamente ci sono avranno maggiori costi e che quindi da imprenditori devono far quadrare, e quindi il costo sarà più alto rispetto al servizio offerto dal Comune.
Ecco, io concludo su questa riflessione e vedremo nelle prossime settimane l'evoluzione di questa maggioranza. Grazie. Nel cuore di Chioggia, tra le calli storiche, i canali e l'aria di mare, c'è un luogo dove i sapori dell'Est Europa prendono vita. Siamo a 2 passi dalla laguna, in un angolo speciale, Mix Markt, un supermercato diverso, unico. Qui trovi l'anima culinaria della Moldavia, dell'Ucraina, della Romania, della Polonia, della Bulgaria. Ma anche il gusto autentico della Georgia, dell'Armenia e dell'Italia. Dai salumi affumicati ai dolci tradizionali, dalle conserve artigianali alle bevande tipiche. Mix Markt non è solo un negozio, è un punto d'incontro, una finestra sull'Est, un viaggio nel gusto. Torniamo ancora una volta in piazza Europa e nel cantiere che sta insistendo, è proprio il caso di dirlo, sull'area. Il caseggiato, palazzone, giardino verticale che sta sorgendo di rimpetto come opera compensativa aveva pattuito la realizzazione di alcune aiuole, la piantumazione di alcuni alberi, la rimozione di una parte della recinzione del giardinetto esistente, la sistemazione di qualche panchina e la risistemazione della pavimentazione in cubetti di porfido. Ci sarebbe da discutere sulla proporzionalità delle opere compensative rispetto all'impatto delle realizzazioni edili che si va a compensare e per questo sarebbe forse da modificare qualche regolamento o stabilire delle regole valide per tutti. In ogni caso, come ormai sappiamo, per completare l'intervento in piazza Europa serve spostare la fermata dei bus in Campo Cannoni ed è questa parte dell'intervento a rallentare e bloccare il tutto, nonostante l'intervento di per sé sia poca cosa. In Campo Cannoni è infatti necessario realizzare alcuni interventi per adeguare i marciapiedi che lo confinano e consentire quindi l'ingresso e l'uscita dei mezzi e la loro sosta in modo che sia ordinata anche per l'utenza. Sarà poi necessario mettere in sicurezza l'uscita dal capolinea e sarà necessario probabilmente realizzare una rotonda in corrispondenza a Viale Umbria, una serie di interventi che richiedono di essere progettati e affidati per essere realizzati. Nonostante gli uffici siano al lavoro, ora che è iniziata la stagione estiva si può dire di essere ufficialmente in ritardo e ieri era una settimana che il cantiere in piazza Europa era fermo. Non può andare avanti per forza di cose, ma chi viene a Chioggia in bus è costretto a camminare in mezzo alla strada via Mantova per raggiungere il lungomare, dato che la piazza è preclusa e non è stata lasciata una minima servitù di passaggio, una minima attenzione ai visitatori. Visto che i lavori in Campo Cannoni non si completeranno tra l'oggi e il domani, il cantiere in piazza Europa dovrà per forza di cose rimanere ancora fermo o andare a rallenti, chiediamo che il cantiere venga organizzato in modo tale da creare almeno un passaggio pedonale. Il Caffè del Mare, un luogo dove ogni momento si trasforma in un'esperienza gustosa e appagante da vivere in coppia o con gli amici, immersi in un'atmosfera accogliente, vivace e inconfondibile. Sarai accolto con il sorriso, seguito con cura e consigliato con professionalità, perché per noi ogni ospite è speciale. Caffè del Mare, Via delle Nazioni Unite 56, Isola Verde, Chioggia.